ogni tanto, è vero, non è un po' come un'altra storia, anche l'altra storia. Di fronte c'era una casa mezza diroccata, no diroccata, ma sì. E mia mamma era un albergo, tutti conoscevano come era un albergo. E un pomeriggio, io bambino, avevo 10 anni, arrivo vestito da davanzale, e un pomeriggio vedo lo zio di mia mamma in questa casa, in questo albergo. E dico a mia mamma, no, ma perché lo zio di pomeriggio va non mi rispose? Mi rimase quella curiosità qui in testa. E ogni anno glielo chiedevo, perché lo zio? A 20 anni mi ha detto cosa era andato a fare, ero diventato grande ormai. È vero, però cioè, vabbè, lo sapete che la via Ravenna, la vita delle Fate, era pieno di bordelli, qualcuno li conosce, qualcuno no. Nessuno. Madama, in questo bellini, che festa, che prendo la processione, la tesinga del peso, tutta mia figlia di diavolo, che bellindelo. E a sto ducciare in precedente team, che fa uscita che ci vicino, mamma da me, parla che vegiana casi, e ci sa dentro in tassi, ci luce che dadere, che dice quello che non puoi a dire, già sabe del lui. A Ciamberlì si sa lì, a voce cresce di sciacca e luce, i cariniamo se te terza mano, e più del gelo che mostra luce, a Ciamberlì si sa lì, a voce cresce di sciacca e luce, i cariniamo se te terza mano, e più del gelo che mostra luce. Sama